Una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 12:28 nel mare Adriatico al largo di Chioggia. Il movimento tellurico è stato registrato dalle macchine dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a una profondità di 8 km, con magnitudo 3.3. Il luogo esatto riporta latitudine 45,18 e longitudine 12,55. Non risultano danni a persone o cose, anche se il sisma è stato percepito lungo la riva adriatica e a Venezia. Il camion che martedì pomeriggio ha interrotto la circolazione all'altezza del cavalcavia di Brondolo, in seguito alla perdita di olio, non era stato autorizzato ad attraversare il ponte sul Brenta. Il mezzo infatti recava un carico eccezionale in ferro per circa 100 tonnellate, là dove il limite è fissato a 44. L'ANAS del Veneto, da quanto emerge, non aveva dato il suo ok al transito, mentre il conducente era in possesso del relativo lasciapassare solo per la regione Lombardia. L'accaduto apre ora uno squarcio sulle possibili implicazioni. Non pochi che lavorano in entrata e uscita dal porto di Chioggia, infatti, recano carichi eccezionali per via del peso e dovendo passare a sud per il ponte sul Brenta oppure a nord per il ponte translagunare che collega Chioggia a Valli, hanno bisogno dell'autorizzazione. Quanto avvenuto martedì, quindi, è l'eccezione o la regola? Fra l'altro si tratta di un carico che avrebbe probabilmente avuto la possibilità di essere frazionato in più unità di trasporto, di modo da evitare l'accumulo di 100 tonnellate in un solo veicolo. Oltre ai segnali posti in prossimità dei due ponti in questione, non esistono altre forme di avvertimento per chi li sta raggiungendo. I controlli, ad esempio, sono in carico alla polizia stradale. Se qualcuno volesse cercare infine le cause dell'ammaloramento dei ponti più datati, con il ferro del cemento armato che cede e quindi l'urgenza di manutenzione straordinaria, può forse partire da qui. Una rassegna teatrale spiccatamente al femminile, 4 spettacoli di danza eterogenei e affascinanti, la solida tradizione sinfonica con validi contrappunti jazz di prestigio. È stata presentata stamane alla Sala dei Lampadari del municipio di Chioggia la rassegna Acqua Alta, organizzata dal Circuito Teatrale Arteven con l'Associazione Lirico-Musicale Clodiense e il Centro Formazione Danza e Ginnastica. Sono ormai 26 le edizioni per gli spettacoli al Don Bosco, 28 invece gli anni dal primo concerto della serie nell'allora nuovo auditorium di Calle San Nicolò. Per la prosa, il via giovedì 13 novembre con Veronica Pivetti e Victor 1 Victoria. Seguirà Viva le donne con Riccardo Rossi il 27 novembre. Quindi 8 donne un mistero con Anna Galiena, Paola Gassman, Caterina Murino e Deborah Caprioglio il 12 dicembre. Nel 2020 gli appuntamenti con i mimi di Okidoc e Sleep Inside il 16 gennaio, il comico televisivo Gabriele Cerilli e Mi piace di più 6 febbraio, Le Allegre Comari di Windsor 20 febbraio e Anna De Franceschi a chiudere il 5 marzo con Super Ginger. Gli abbonamenti alla stagione, a prezzi invariati, saranno in vendita da domani, sabato 26 ottobre, al Museo Civico in Campo Marconi a Chioggia, a cominciare dalla prelazione per i precedenti abbonati. Accanto alla rassegna di teatro e ad essa connessa per gli abbonamenti in combinata sta quella di danza. La direzione artistica di Francesca Serafini e Patrizia Aricò porterà a Chioggia Cenerentola di Fabula Saltica domenica 15 dicembre, grande suite classique verdiana del Balletto di Siena il 12 gennaio, I Bislacchi, omaggio a Fellini con Artemis Danza e infine l'8 marzo Callas e altre voci straordinarie con Ersilia Danza. I 4 spettacoli avranno luogo nell'auditorium, così come i concerti della stagione musicale curata dall'Associazione Lirico-Musicale Clodiense. Partenza il 20 dicembre con i Virginia Gospel Ensemble, quindi il gran concerto di Capodanno fuori abbonamento, e l'alternanza di classica, quintetto d'archi, solisti dell'Accademia Violinistica di Chioggia, jazz con Karima Vincent Herring Quintet in tributo a Charlie Parker, lirica grazie all'esecuzione del Rigoletto di Verdi il 15 marzo. Gli abbonamenti e concerti scatteranno il prossimo 13 dicembre.
Avrà luogo oggi dalle ore 17 nella sala conferenze del Museo Civico in Campo Marconi a Chioggia l'ultimo appuntamento della rassegna geopolitica Orizzonti, organizzata dall'Associazione Nord-Est Sud-Ovest, dal Movimento Federalista Europeo e dall'Associazione per i diritti degli anziani. L'incontro, dal titolo Africa, biografia di un continente, vedrà alternarsi in qualità di relatori il giornalista Francesco Iori, Cristina Bullo, medico volontario in Mozambico, ed Elisa Cavallarin, ostetrica volontaria in Mozambico. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'ONG Medici con l'Africa, QAM, attiva da 70 anni nella tutela della salute delle popolazioni africane nell'ambito della solidarietà internazionale. L'appuntamento approfondisce le attività del QAM tra le più importanti organizzazioni no profit italiane ed è utile a comprendere i problemi che deve affrontare il continente africano, dalla lotta alla fame alla crescita economica, dai problemi sanitari alle questioni geopolitiche, passando per i conflitti etnici al desiderio di pace. Durante l'evento saranno ancora esposte le immagini della mostra Sguardi d'Oriente del fotografo Domenico Augusti, che rimarranno visitabili fino a sabato 26 ottobre, quindi domani, nello spazio espositivo adiacente al Museo Civico, con orario 10, 12 e 16, 19. Domani pomeriggio sarà presente anche l'autore per una visita guidata.